La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA. Il fischio d'inizio del signor Marin di Mestre dà avvio all'ultima giornata di calcio giocato di questo 2011 che volge al termine. Con le telecamere di Dilettanti Gol siamo al comunale di Villa del Conte, dove si gioca Comitense Salvarosa, 15ª di campionato di seconda categoria, girone M, ultima di andata. Cielo poco nuvoloso, freddo sugli spalti, terreno leggermente allentato. Le formazioni: Comitense in rosso-blu, Filippi Ferronato Pastorello, Reato Favaro Gobbo, Battistella Salvadori Schiavo Bianchi Bevilacqua. A disposizione di mister Mauro De Rossi, Cagnin Peschetola Diotto, Sgargetta Parise Bacchin Favero. Salvarosa in maglia bianca, Tiatto Raso Tozzino, Bertollo Furlan Favarotto, Racerro Pontin Capai Torresan Zolota. A disposizione di mister Ivano Pasinato, Basso Scapinello Danella, Cecchin Scremin Beraldo Davino. Quinto minuto, Salvarosa in avanti, su cross di Racerro salva in angolo Ferronato. Si ripete Racerro, stavolta sulla fascia di destra, Pontin spreca così. Minuto numero 12, sempre dalla destra, Pontin smista bene per Favarotto che dalla lunga distanza va alla conclusione di sinistro. Filippi sorpreso e palla in rete. Salvarosa in vantaggio. Sulla tre quarti percussione di Battistella, palla buona per Bianchi ma il suo sinistro finisce alto. Fan girar bene palla agli ospiti, Favarotto assist per Pontin che manca di precisione. Locali alla ricerca del pareggio su calcio da fermo, il destro di Gobbo alto sopra la traversa. Quasi allo scadere del tempo è Schiavo che si coordina bene e per poco non sorprende Tiatto. È l'ultima azione dei primi 45 minuti che si concludono con il Salvarosa in vantaggio per 1-0. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. 19esimo, con un uomo in più per l'espulsione di Ferronato al 12esimo, gli ospiti trovano spazi maggiori e vanno alla conclusione pericolosa con Favarotto. 28esimo, Pontin, controllo e tiro dal limite di poco fuori bersaglio. Mancano 15 minuti quando il sinistro di Schiavo impegna seriamente Tiatto, inoperoso fino a quel momento. Meriterebbe sorte migliore il sinistro di Mattia Schiavo che sfiora il montante. Dopo il tiro cross di Scremin, l'ultima emozione della gara porta la firma di Schiavo, comitense, che va alla deviazione aerea. Ma è Tiatto a fare il miracolo e salvare il risultato. Finale qui a Villa del Conte, Comitense 0, Salvarosa 1 e arrivederci al 2012. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355. Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. A fine gara incontriamo il presidente della Comitense, signor Renato Tonin. Allora, i 3 punti non sono venuti neanche oggi, abbiamo chiuso il girone d'andata un po' in sofferenza. Sì, purtroppo anche oggi le cose non sono andate come dovrebbero andare, però siamo molto fiduciosi. Diciamo che la squadra ha reagito molto bene, pecchiamo sempre un po' di concretezza, le azioni da gol le abbiamo avute, un grosso merito va anche al loro portiere che ha tolto 2 palloni molto importanti.
Speriamo di rifarci con l'anno nuovo, anzi siamo sicuri che sicuramente qualcosa di buono con l'anno nuovo arriva sicuramente. Ecco, quasi quasi ci stava il pareggio per le due azioni pericolose che abbiamo visto, ma al di là del risultato della prima squadra vorrei chiedere qualcosa per quanto riguarda il settore giovanile vostro. Ma il settore giovanile sta andando bene, abbiamo la squadra degli juniores che si sta comportando molto bene, gli allievi quest'anno pecchiamo un po', però stiamo facendo un campionato di allievi con una squadra di giovanissimi, pertanto siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, insomma, no? Però sicuramente gli juniores quest'anno ci daranno delle grosse soddisfazioni. Società unita e panchina non in bilico. Società molto unita, panchina non in bilico, anzi pienamente la fiducia al nostro mister. Che diciamo è De Rossi. Che è De Rossi, che è il signor De Rossi. Cercheremo di mettere, diciamo così, di correggere un attimino il tiro per quel che riguardano determinate cose, ma per il resto insomma la fiducia è data. Appuntamento ai punti al 2012 allora. Appuntamento ai punti al 2012, sì, colgo l'occasione di augurare a tutti un buon anno e una buona fine. Quasi pronti per la doccia con Alberto Torresan, capitano del Salvarosa. 3 punti preziosi per la vostra squadra. Sì, molto, molto preziosi, anche un po' di fortuna oggi, diciamo. Abbiamo sentito molto la fatica di domenica scorsa, abbiamo lavorato moltissimo questa settimana qua per prepararci a questa partita che era fondamentale e per fortuna è andata bene. Diciamo che siete in serie positiva dal 13 novembre. Da 3 giornate, esatto. 3 vittorie e anche 3 vittorie. Pareggio, mi pare. Sì, 2 pareggi o 3 pareggi, adesso non mi ricordo. 3 pareggi. Sì. Obiettivo di quest'anno? Sono 3 anni che il nostro obiettivo è vincere il campionato. L'importante è arrivare sulla zona playoff e se tutto va bene provare a vincere il campionato. Oggi avete vinto con un 1-0, forse è stata una sorpresa questa Comitense che ha lottato fino alla fine? No, sappiamo che come ogni anno giocare con metà bassa classifica è sempre più difficile che affrontare una prima, perché hanno più motivazione secondo me, giustamente come ce l'avrei anch'io, e sapevamo che era molto dura oggi, difatti si è visto. Un saluto particolare o qualcosa da dire ai tifosi? Speriamo bene per quest'anno e buon Natale e buon 2012. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia e supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683.